Assessore, oggi qui in via Atenea un nuovo pannello che indica la ZTL non attiva o attiva. Allora, abbiamo voluto dare sin dall'inizio col sindaco un'attenzione particolare anche a una segnaletica che oggi si presenta innovativa e al passo con i tempi. Quello che vedete è un pannello che è già stato montato nelle principali città italiane, stiamo parlando di Firenze, stiamo parlando di Napoli, di Empoli, eccetera. È un pannello ovviamente che segue le linee ministeriali, è un pannello a LED luminosi che, a differenza del precedente, ci consente di dare alla popolazione qualsiasi tipo di informazione. Si possono proiettare pure i video, quindi la cosa più importante è che può essere fatta immediatamente, mentre il pannello precedente occorreva programmarlo, insomma occorreva molto tempo. Questo in tempo reale possiamo dare comunicazioni all'utenza. Questo significa maggiore sicurezza in caso di incidente, in caso di improvvise situazioni nella via, e soprattutto si presenta molto elegante. Il pannello è stato approvato, ripeto, e studiato, può resistere ad altissime temperature ed è leggibile anche con una forte solarità, ecco, che da noi è importante. Col sindaco desideriamo adeguare con quest'opera, una piccola opera sicuramente, non stiamo inaugurando certo il ponte sullo stretto, ma è uno dei tanti passi che stiamo facendo in vista di Agrigento, capitale della cultura. Il pannello è bilingue, quindi cosa dire? La città di Agrigento si pone al passo delle altre città italiane. Da oggi partono i nuovi controlli con queste macchinette in dotazione al Corpo della Polizia Municipale. Ecco, perché sentite l'esigenza? C'è chi dice che lo fate per fare cassa? Sicuramente non lo facciamo perché vogliamo andare in paradiso, ma perché bisogna assolutamente adeguare la situazione. Lo street control è una misura che funziona, ripeto, in tutte le città europee, è un mezzo che serve a ottimizzare il lavoro pesantissimo dei vigili urbani, quindi lo facciamo sicuramente, intanto parte da lunedì, e abbiamo dato ampia comunicazione delle vie in cui sarà effettuato questo servizio. Serve per mettere in regola la gente. Lo street control non serve solamente a multare la macchina in sosta, ma con lo street control siamo in grado di verificare se la macchina è priva di assicurazione, se è priva di revisione. Quindi tutto questo inquadriamolo soprattutto nel sistema di maggiore sicurezza che offriamo alla nostra città e ai nostri concittadini. Assessore, lei è stato assessore nel periodo estivo, ad agosto, un momento difficile in particolare per San Leone, però alla fine ci faccio un bilancio. Ma per noi il bilancio è più virato verso il sì che verso il negativo. Sicuramente tutto è migliorabile. Non abbiamo potuto attuare, lo diciamo sinceramente, lo sanno tutti, non abbiamo potuto attuare col sindaco Miccichè tutto quello che volevamo perché ci è venuto a mancare un parcheggio. Sì. Non potevamo rivoluzionare né traffico né vecchie e tristi abitudini all'interno di San Leone, perché eravamo coscienti che non potevamo fare delle modifiche se non dotavamo la cittadina balneare, che in estate triplica, quadruplica la propria popolazione, di parcheggi. Se non potevamo dare il parcheggio non abbiamo fatto alcune modifiche. Credo che però ci sia stato un buon lavoro dei vigili urbani che, unitamente alle altre forze di polizia, se la sono cavata abbastanza bene. Ripeto, tutto è migliorabile e invito tramite la vostra emittente i nostri concittadini a segnalarle piuttosto a noi. Il nostro telefono è aperto H24. Fare le segnalazioni su Facebook è cosa inutile e deleteria per la nostra città, che sta ricevendo tanti danni ultimamente da questo clamore mediatico, a volte inopportuno e inesistente.